Beh, direi un risultato positivo perché la gente non ha, diciamo così, abboccato a quel approccio minaccioso come se la nostra società fosse insidiata da chissà quali pericoli. E quindi quella campagna un po' sopra le righe che la Lega ha condotto non ha trovato il consenso che pensavano avrebbe trovato. È replicabile nel Veneto, ma certamente anche il Veneto la politica sopra le righe non l'apprezza e io credo che a maggio il mondo democratico veneto avrà la possibilità di ribadire che c'è, che è forte e che vuole amministrare in modo più vicino alle persone questa regione. Ormai sono giorni decisivi, il Partito Democratico e le forze di centrosinistra stanno discutendo e la sua figura è sempre più centrale. No, la mia figura è solo la figura di uno che spinge perché si trovi un approccio coordinato, unito. Io credo che se lavoriamo insieme e tutte le forze condividono un progetto si possa fare una cosa veramente bella per la nostra regione. Quindi rispettiamo i tempi delle varie parti politiche, ma sono convinto che tutti riconosceranno che il presentare una proposta congiunta, unita e convinta sia nell'interesse di tutte le parti. Visto il risultato pessimo dei 5 Stelle in Emilia Romagna, è meglio averli come alleati o insomma farli correre da soli? Ma io più che ai 5 Stelle guardo all'elettorato dei 5 Stelle, che è un elettorato attento alle tematiche appunto delle loro stelle, l'ambiente, l'energia, l'acqua. Sono temi che stanno a cuore anche a tutto il mondo civico e quindi credo che si troverà il modo di condividere un programma e di lavorare ad un progetto comune.